Buonasera a tutti, io sono Nevio Zeladore, un comandante delle unità maggiori di ACTV con circa 40 anni di timone non sulle spalle ma sulle mani, e sono almeno 35 anni che osservo e seguo tutte le problematiche inerenti proprio all'acqua. A Venezia, proprio oggi, vista dall'acqua, fra l'altro è il nome del nostro gruppo Facebook. Non so se è stato un caso il fatto che c'è stato questo assist, ma è stato molto propizio. Io ho cercato di concentrare circa 35 anni di navigazione nei nostri canali interni ed esterni dell'università su un foglio. Ovviamente ho sintetizzato il più possibile, però io annunzio che grazie all'interessamento del Presidente Martini, il giorno 2 di febbraio alle ore 17:30 terremo una assemblea cittadina alla Sala San Leonardo. Questo grazie proprio all'interessamento della municipalità e del Presidente Martini. Faccio una piccola parentesi prima di leggervi il documento. Circa un paio di mesi fa ci siamo contattati un po' io e l'amico Marco Zanon. Scusa Marco, ma ti annuncio che è il gondoliere del Molo, lì seduto in fondo, che non ci conoscevamo. Ci siamo un po' contattati per caso e abbiamo iniziato a parlare di quello che stava succedendo, quello che sta succedendo a Venezia, e sembra quasi un tabù. Quindi Marco, che è grande e grosso ma con la sua gondolina molto fragile, ed io col mio ferry della stazza potente. In mezzo a noi ci sono tutti gli altri. Abbiamo iniziato proprio dopo 35 anni a parlare di traffico motondoso e sicurezza. Perché 35 anni? Non so se qualcuno qui dentro si ricorda, ma 35 anni fa, quando c'erano dei problemi di navigazione a Venezia, non certo quelli che ci sono oggi, perché oggi è tutta un'altra cosa, oggi siamo a un livello drammatico. 35 anni fa si istituì la commissione, la consulta al traffico acqueo. Io ricordo già allora, quindi parliamo di 35 anni fa, ero alle prime armi e iniziai già a partecipare a queste cose, come ai processi di motondoso in tribunale con il giudice Pasetti, Romei, e la prima riunione, mi ricordo, tutti andavamo d'amore e d'accordo, cioè tutti gli operatori delle varie categorie, tutti d'amore e d'accordo. Naturalmente i giornali avevano dato la notizia come una grandissima novità. Nella seconda riunione si è iniziato a discutere chi doveva fare un passo indietro. Beh, la terza riunione non si è più fatta. È andato così. Quindi da allora, e quindi da 35 anni circa, 34, 36, non abbiate pazienza, non se ne è più parlato. Nonostante quello che è successo soprattutto negli ultimi anni, nonostante le tragedie, gli incidenti che quasi sempre anche vengono nascosti, non se ne è più parlato. Io e Marco Zanon abbiamo iniziato a consultarci ed allargare questa specie di gruppo, non comitato perché non c'è un presidente, abbiamo iniziato ad allargarlo parlando con altri operatori. Quindi c'è anche il segretario di un sindacato dei gondolieri, che oggi credo non ci sia qui, si è unito a noi un paio di presidenti di cooperative taxi. Ultimamente abbiamo fatto qualche settimana fa una riunione alla Scoletta Calegheri, si sono aggiunti i trasportatori. In poche parole, il nostro gruppo, lo abbiamo detto bene forte, è aperto a tutti coloro che antepongono i problemi della sicurezza a quelli economici, e quindi sicurezza e soprattutto rispetto della città. Comincio a leggere, altrimenti non finisco più. Allora, Venezia, la nostra città dalla lunga e famosissima storia, da troppo tempo abbandonata dalla politica nazionale, regionale e comunale.
Se negli ultimi anni sono nati diversi comitati di cittadini, è perché la politica ha fallito, sia in ambito nazionale che regionale e comunale. Sembra proprio che tra le amministrazioni e i cittadini ci sia un abisso. Venezia, città più turistica fra le città turistiche, unica al mondo, patrimonio dell'umanità, città con un tessuto sociale, culturale e fisico estremamente delicato, fragile, unica città al mondo che tutto si svolge navigando nei canali, sia esterni che interni, dal servizio di trasporto pubblico a quello privato, dai servizi di trasporto merci a quelli legati al turismo con le gondole, dalla navigazione commerciale a quella diportistica. Cittadini, pendolari, studenti, turisti e merci varie, tutto si svolge nell'acqua. Un'unica città dove la manutenzione delle nostre, fra virgolette, vie d'acqua non si fa più da parecchi decenni, quasi dalla storica Repubblica Serenissima. E questo grazie fra l'altro anche al Mose, ma non mi dilungo perché sappiamo tutti come va bene, ecco. Il Mose ci ha mangiato tutto, meno male che adesso hanno detto che ci sono le cozze, così almeno il Mose si mangerà le cozze. Le rive, le banchine, le fondamente si stanno lentamente e progressivamente sgretolando. I canali non si scavano più. Non esistono, se non in casi rari, punti di approdo opportunamente attrezzati con bitte, pali o pontiletti attrezzati e dedicati ai trasportatori. Questi sono a volte costretti ad ormeggiarsi anche sulle varie ringhiere delle rive o dei ponti, talvolta ai lampioni, o peggio ancora piantando uno scalpello tra i masegni. Il traffico acqueo è impazzito tragicamente. Tutti i comandanti delle varie unità rischiano quotidianamente di essere coinvolti in qualche disgrazia con tutte le conseguenze, sia morali che penali. Dal comandante delle unità più piccole come le gondole a quelle con stazza maggiore, battelli, lancioni, gran turismo, motonavi, navi traghetto. I regolamenti attinenti alla sicurezza della navigazione e dai limiti di velocità non vengono quasi mai rispettati. La velocità massima consentita in laguna, in alcuni canali della laguna, è fissata in 20 km all'ora, ma chi li rispetta? Tutti corrono, taxi, lancioni gran turismo, mototopi da trasporto, unità CTV, diportisti, eccetera, eccetera, eccetera. Vede, io non punto il dito su nessuno. Tutti corrono, ognuno con la propria giustificazione, vera o falsa, bella o brutta. Il moto ondoso e l'intensità di traffico ha conseguenze drammatiche. Negli ultimi 30 anni in città è aumentato a dismisura e progressivamente il turismo da ogni parte del mondo. Tutto ci fa pensare che nel prossimo futuro aumenterà ancor più. In concomitanza sono aumentate le società di navigazione lagunare, anche non veneziane. Sono aumentate le unità navali di ogni associazione e cooperativa che si occupa di trasporti turistici. Sono aumentate le unità che trasportano merci. Sempre più unità e sempre più grandi, con motori sempre più potenti e sproporzionati alla navigazione lagunare e nei canali interni, molti con carene non compatibili. Sono anche aumentate le richieste delle agenzie turistiche che vendono i giri in gondola. Una volta Venezia viveva di turismo, ora Venezia sta morendo di turismo. La città è in mano alle agenzie e compagnie turistiche. Tutto ruota attorno ai business e al dio denaro. Gli interessi della collettività vengono sempre meno. Venezia viene sempre più violentata, calpestata, offesa. Le varie amministrazioni del passato non hanno mai voluto né saputo porvi rimedi. Il timore di scardinare i vecchi interessi e di non perdere migliaia di voti ne hanno impedito il controllo della gestione di tutto. La situazione ora è tale che quello che una volta si poteva sopportare ora non si può più. Ecco perché, assieme ad operatori dei vari settori o categorie, abbiamo iniziato a formare un comitato che si interessa di tutto ciò che riguarda la navigazione. I punti che ci accomunano e che sono imprescindibili sono 3: sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana e rispetto della città.
Il nostro gruppo è aperto a qualsiasi comandante, dalle unità più piccole gondole a quelle di stazza maggiore che svolgono un lavoro. Gruppo aperto anche ai vari rappresentanti di categoria. Unico principio imprescindibile è quello di anteporre e condividere i nostri 3 punti fondamentali prima ancora degli interessi economici di categoria. Siamo a conoscenza che è un'impresa tutta in salita e questo lo confesso. Ci sono tantissime resistenze. Vorrei dire, vabbè, la dico. Mi spiace che il presidente dei gondolieri non abbia mai voluto partecipare alle nostre riunioni. Ci sono tantissime resistenze. A Venezia comanda il dio denaro. La nostra prima iniziativa è stata quella di indirizzare una lettera con richiesta di convocazione al sindaco di Venezia. Lettera indirizzata per conoscenza anche al comandante del compartimento marittimo di Venezia e dal magistrato che detiene il fascicolo del traffico acqueo, magistrato di cui ha parlato prima. Mentre il comandante del compartimento marittimo ci ha prontamente risposto di essere disponibile a partecipare ad un eventuale tavolo di lavoro sulle tematiche da noi esposte, ovviamente solo per le competenze specifiche della Capitaneria, il sindaco di Venezia non ci ha ancora risposto. Ma ora c'è un interessamento della municipalità e speriamo in seguito anche di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, anche perché questo non è un problema di destra o di sinistra, è un problema di Venezia e di veneziani. Noi sosteniamo che non è più possibile lasciare la città allo sbando, sola ed abbandonata da chi invece avrebbe il compito di proteggerla e difenderla dalle invasioni, scusatemi il termine, barbariche. Venezia non può più essere lasciata in mano ai pirati del mare. Concludo dicendo che i veri pirati del mare non sono quelli che sono alla conduzione delle barche, ma sono quelli che stanno nei palazzi e negli uffici, che fanno finta di nulla e non intervengono. Grazie a tutti. Io ho due o tre sassolini, perché li racconto? Perché riguardano gli sprechi del nostro comune. Allora, abbiamo un interscambio delle merci al Tronchetto che è lì, morto, cattedrale sul nulla. Il comune ha speso 30 milioni di euro. I famosi architetti che credo abbiano studiato alla Bocconi hanno fatto le banchine che forse credevano che il scambio delle merci fossero tra la nave della Costa e della MSC, sono banchine alte. Cantiere ACTV di Pellestrina, è stato accennato oggi su un intervento i problemi dell'Arsenale di Venezia. Il comune ha speso 20 milioni di euro per il cantiere di Pellestrina per salvare alla famiglia De Poli, che non è fallita al nord Europa, è fallita qui. Ma a parte i 20 milioni di euro iniziali, la CTV dovrà prendersi questa palla grandissima e pesantissima di piombo per tutta la vita. È un cantiere antieconomico. Chi è quell'imprenditore che andrebbe a comprarsi un cantiere su un'isola dopo un'altra isola con tutti i soldi dei 2 ferri eccetera eccetera? È come, fra l'altro, mi mando Nevio, vai a portare il ferry a Pellestrina, un turno di lavoro. È come se l'autista della nostra capitale di Roma, se l'azienda di Roma andasse a comprarsi un'officina a Firenze. È assurdo. Un'ultima cosa, perché riguarda me, il mio lavoro, e l'ho detto anche in altre sedi, vorrei capire chi è quell'architetto che ha disegnato i pontili a CTV del Lido. Cioè ha messo un pontile hanno inserito il pontile della motonave all'interno di 2 pontili. Non solo l'architetto, quelli che l'hanno approvato. Questi milioni di euro, io dico quante cose poteva fare Venezia con questi milioni di euro. Io spero che ci sia da oggi in poi un po' più un'azione più oculata in queste grandi spese. Grazie a tutti. Grazie.
Presidente.